Daydreamer, anticipazioni, ottava puntata di venerdì 19 giugno 2020. Jeanne apprende che la modella Arzutas, che aveva preso accordi con lui, firma un contratto con l'agenzia della nemica Eileen. Pertanto decide di raggiungere la modella Arzu per convincerla di collaborare di nuovo con la sua azienda. Emre, che trama sempre contro il fratello, incarica Sanem di mettersi in viaggio con Jeanne, con lo scopo di evitare che i due si incontrino. Jeanne e Sanem si mettono in viaggio per rintracciare Arzutas. Jeanne non sospetta minimamente che Sanem è con lui per assecondare la richiesta di Emre per sabotare il loro incontro. Per far sì che l'incontro con Arzu e Jeanne non avvenga, Sanem riesce a introdursi in una strada sterrata che vedrà i due costretti a proseguire a piedi per il bosco. Intanto i genitori di Sanem e Leila decidono di vendere il negozio per saldare il loro debito, ma non sanno che Sanem ha già provveduto a saldare con il denaro che Emre le ha dato per convincerla a collaborare con lui contro Jeanne. Jeanne riesce ad aiutare e a liberare la modella Arzutas dal contratto di Eileen. Così la modella decide di lavorare per lui e, visto che appare anche interessata all'affascinante fotografo, Sanem inizierà a essere gelosa. Adesso non ci resta che attendere i prossimi episodi. Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!